Buonasera, anzi buonanotte, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, questa sera in un orario inconsueto per dare la precedenza alla partita giocata dal Padova, però abbiamo un ospite molto importante, ci racconterà quello che sta accadendo a Padova nell'ultimo mese e soprattutto per quanto riguarda il profilo sanitario. L'ospite è il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Buonasera sindaco. Buonasera a lei e a tutti voi. Buonasera. Come va? Bene, molto Io bene. ho fatto un titolo che tra poco vedrà, luce in fondo al tunnel, e oggi fra l'altro il Presidente della Regione Veneto nella sua conferenza stampa Zaia ha detto che molto probabilmente c'è moltissima probabilità che dalla prossima settimana il Veneto passi in zona arancione per via appunto di tutte queste varianti. Io ho messo perché ho detto questo è l'ultimo mese, poi con i vaccini e tutto dovremo finalmente vedere quella luce che tanto desideriamo di vedere. Mi auguro di no, però ovviamente il Presidente Zaia sa ovviamente molto più di me. Noi abbiamo fatto qualsiasi cosa in questo periodo per cercare nel nostro piccolo, vuol dire solo a Padova, cercare di eliminare i contagi, anche facendo cose che non mi piacciono. Abbiamo chiuso l'isola Memmi in Prato della Valle perché c'erano troppi ragazzi asseppiati, tutti vicini. Abbiamo fatto il senso unico, che ha avuto un grande successo sotto l'aspetto proprio per evitare contagi e malattie. Tutti i padovani bravi con mascherine hanno accettato senza imposizioni, accettato di transitare per una via e tornare per altre vie. Quello che si può fare, vigili, il polizia locale sta facendo tante cose per evitare appunto contagi, ma di là, l'ho detto altre volte, al di là delle ordinanze mie o del Presidente Zaia, è il comportamento di uno di noi che fa la differenza. Bisogna stare attenti, finché non c'è il vaccino avremo sempre problemi. Mi auguro e spero che avremo vaccini, l'ho detto l'altra sera al termine del Consiglio Comunale in cui sono stato interrogato sui vaccini, ho detto guarda, mi ha appena chiamato il dottor Paolo Fortuna, che è il nuovo direttore generale della sanità locale, assieme alla dottoressa mi sfugge il nome, chiedendo spazio in fiera, ulteriore spazio, perché stanno arrivando molti vaccini, di conseguenza hanno bisogno di più spazio per fare le vaccinazioni. Ovviamente in accordo con Santo Collo, del Presidente della Fiera, e il dottor Veronesi, che è il direttore, abbiamo detto sì volentieri. Ho verificato oggi, noi sabato abbiamo già terminato, loro in fiera hanno già terminato tutti i lavori e da lunedì c'è la disponibilità. Purtroppo passa solo attraverso i vaccini. Mi auguro e spero che arrivino il più presto possibile. Mi auguro e spero che andiamo in zona arancione, perché vuol dire... L'ha dato oggi sì, proprio il Presidente Zaia con... insomma, purtroppo, quando RT 1 su 1 aumenta... E ha detto che tra l'altro la provincia di Padova è quella che ha il numero più alto di persone che hanno preso questo Padova e virus. Vicenza sono i due più alti, per quello stiamo attenti a tutto. Ma subisco qualche critica perché dico perché chiudi l'isola Memmi e che i ragazzi non sanno dove andare. Ragazzi miei, bisogna stare attenti, non è finito. E non solo, se passiamo all'arancione vuol dire tornare indietro un'altra volta su tante cose. La salute passa prima di ogni cosa, questo deve essere chiarissimo. Anche perché avendo la salute riparte l'economia, se non c'è la salute non ripartiamo. Guardi, leggevo proprio oggi che tra l'altro la Lombardia, l'Emilia potrebbero addirittura passare in zona rossa. E dunque io sentivo domenica Passara durante l'intervista che era molto amareggiato perché loro sono già passati in zona arancione. Sono problemi che nascono. Ecco, ma questo passaggio, anzi facciamo così, andiamo a vedere, proprio aveva iniziato a parlare della fiera che ovviamente gli hanno chiesto più spazio, lei ovviamente gliel'ha dato, andiamo a vedere anche il futuro della fiera di Padova in questo servizio di Elisabetta Corazza. Da programma, nel padiglione 6 della Fiera di Padova si sta proseguendo con il piano vaccinale. L'88% degli ottantenni ha già ricevuto la prima dose di vaccino e lo stesso vale per il 25% dei nati nel 1940, mentre da pochi giorni sono partite le lettere di convocazione per i nati nel 1939. Da lunedì toccherà alla classe 1929. Non priva di intoppi è anche iniziata l'immunizzazione del personale della scuola e proprio per velocizzare la campagna vaccinale a breve saranno attivati altri 8 ambulatori in aggiunta ai 16 già presenti e che lavorano a pieno regime.
Se da un lato l'attività espositiva della fiera è giocoforza sospesa, il quartiere fieristico sta vivendo proprio in virtù della campagna vaccinale, adattandosi quindi alla situazione attuale, segno di come per sopravvivere il polo fieristico debba reinventarsi. E ne è ben conscia l'amministrazione, che ha dato il via libera alla costruzione della nuova scuola di ingegneria dell'università, con il cambio di destinazione d'uso dell'area del padiglione 2, che sarà abbattuto per far posto a un edificio di 4 piani, con aule e laboratori per accogliere 4.000 studenti. Un tassello destinato a cambiare il quartiere fieristico di via Tommaseo, che punta all'innovazione e via via ad affiancare l'attività espositiva, quando potrà riprendere in sicurezza con il Competence Center, la scuola di ingegneria dell'università, il parco scientifico-tecnologico Galileo, nonché l'attività congressuale, grazie alla realizzazione in corso d'opera del centro congressi. Ecco, una zona, la fiera che ha avuto tanti problemi, che lei è riuscito a raddrizzarla un po'. Ovviamente abbiamo inserito anche tutte le cose che si faranno nella fiera, però ritornando ai vaccini, ho fatto nel titolo la luce in fondo al tunnel, perché auguriamoci che questo mese, l'ho messo perché ci auguriamo che vengano fatti molti vaccini nel mese di marzo, metà aprile, e quindi poi quantomeno quando arriva l'estate qualche speranza in più, visto quello che è successo in Israele, quello che è successo in Inghilterra, dove si sono abbassati notevolmente gli infettati, succede anche qui. Sì, bisogna dare il massimo, e noi stiamo dando il massimo della collaborazione sia all'azienda ospedaliera sia all'università sanitaria locale. Bisogna vaccinare. Ricordo che abbiamo fatto anche una campagna a Fissioni, sensibilizzare tutte le persone a far sì che si vaccinino, però mi sembra che oggi c'è la corsa a vaccinarsi più che a non vaccinarsi. In più arriverà a breve su ogni abitazione, stiamo stampando 100.000 opuscoli in cui rispondiamo ovviamente con firme prestigiose, virologi, persone importanti che hanno ovviamente conoscenza, risposte a tutte quante le domande che ognuno di noi si fa, spesso volentieri, che non siamo in grado di rispondere. E non rispondiamo noi come amministrazione comunale, rispondono i virologi, gente che sa, gente che conosce il problema, proprio per tranquillizzare la gente. Solo il vaccino e le normative di sicurezza possono debellare questa pandemia. L'università ne approfitto anche perché sta cambiando volto. Io ricordo che quando abbiamo rilevato come amministrazione comunale e con l'aiuto importante della Camera di Commercio, abbiamo rilevato la fiera stava fallendo, praticamente era fallita, e qualcuno mi diceva lasciala fallire, è meglio per te, è meglio per l'amministrazione comunale fare brutta figura. Nel cuore mio, essendo padovano, essendo anche un imprenditore e sapendo il valore che è la fiera sotto l'aspetto dell'indotto, cosa provoca in termini positivi, ristoranti, bar, alberghi, immagine e tutto quello che c'è, non potevo permettere questo e non l'ho fatto, anche se mi è costato molte critiche da parte dell'opposizione, che è ancora critica, ma senza capire bene i nessi che ci sono. Per me la fiera è importante. È chiaro che con questa pandemia è cambiata molto. Tutte le fiere mondiali, ma italiane, Verona, Vicenza, Bologna, Milano, sono tutte cambiate, con debiti importantissimi. Abbiamo cercato anche di trovare qualche accordo con le fiere limitrofe e vicine, però non è facile fare accordi quando uno perde 40-50 milioni. Nel caso nostro perdiamo 6-7 milioni l'anno e non è concepibile nemmeno questo. Per cui siamo, il Consiglio di amministrazione della fiera, assieme a Roland Berger, che è una società specializzata in questo, sta lavorando per tracciare le linee del futuro della fiera. Linee del futuro che vuol dire sì, fiera digitale sicuramente, sì, altre università. L'università è importantissima, primo perché aveva bisogno dell'università, secondo per dare vita sempre, vuol dire fare 4.000 posti per ingegneri, che è una facoltà che oggi richiede moltissimo come aspetto culturale, vuol dire dare vita importante. E ricordo che qualcuno ha detto che l'università è un'agenzia immobiliare. Noi abbiamo la fortuna di avere un'università a Padova che è eccezionale. Chi gliel'ha detto questo? Ma l'opposizione, l'ultima non c'era meno. Adesso c'è la guerra politica, la guerra per le elezioni, ognuno dice le sue sciocchezze. Ha detto che l'università è un'agenzia immobiliare. Averne di agenzie immobiliari di questa sorta a cultura,
studenti, aiuta l'economia padovana. È una fortuna. Aiuta la prima azienda? È un'azienda importantissima, 10.000 persone come dipendenti, 9.500 persone, più 61.000 studenti. Averne di agenzie immobiliari, io sono onorato come sindaco di avere un'università del genere, perché veramente è un plus di più per Padova. Non solo, loro fanno anche investimenti. Faccio un esempio, se adesso loro quando completeranno ingegneria vuol dire che saranno altri spazi liberi. Gli altri 2 giorni fa ho avuto la fortuna di avere il Museo della Fisica, hanno un sacco di reperti, strumenti. Galileo Galilei. Esatto, tantissime cose che non riescono a esporre perché non hanno spazi. L'idea è loro, quando sposto ingegneria, gioco e puzzle, trovo lo spazio per fare anche questa cosa qui, che ipotizzano portare 100.000 persone come visitatori all'anno. Sono cose incredibili sotto tutti gli aspetti, che non conoscevo, purtroppo penso che la maggior parte dei padovani non conosce. È una delle eccellenze di Padova questo. È un peccato averla nel sotterraneo, bisogna dare spazio. Certo. Per cui ben venga agenzie immobiliari, come definisce qualcuno di questo tipo. Io sono molto contento di avere un Padova. Pensatevi, Padova senza università, come può essere? Ma stiamo scherzando? È Caserma Piave che sta sistemando adesso. Una città di vecchietti, dai, diventa una città di vecchietti. Diventa una città di vecchietti. Abbiamo 61.000 studenti, adesso non ne abbiamo purtroppo, e si vede la differenza. Pensate a Caserma Piave, quante cose stanno facendo? Magari. No, ma siamo tutti d'accordo, sicuramente. Ho capito, adesso c'è campagna elettorale, per cui ognuno è legittimato a dire qualsiasi cosa, però attenti, non toccare l'università. È una cosa importante, e siamo onorati 800 anni prossimo anno. Chi è che ha cose del genere a Padova? No, certo. Tra l'altro leggevo un articolo che ha detto, credo, un ex sindaco Giano Nato, che il Napoli vuole fare il santo di, come si chiama, il santo di Napoli, mi aiuti, mamma che San Gennaro? San Gennaro, lo vogliono fare patrimonio dell'UNESCO, e ovviamente Giano Nato ha detto il primo patrimonio che casomai dovrebbero farlo per il Sant'Antonio di Padova, che è conosciuto tutto. Ma sapete che negli anni ovviamente passati, ho letto, è stato Sant'Antonio per 10-20 anni il santo di Napoli. Hanno cambiato, parlo di qualche anno fa ovviamente. Senta, adesso me la fa chiedere questa domanda, non era nella scaletta, anzi era nell'ultima parte, però la faccio. Va detto che l'opposizione sta facendo già campagna elettorale, giusto, per quanto riguarda il futuro sindaco di Padova, presumo. Vedo altre cose. Presumo, anch'io, no, è chiedo, un periodo delicato. Ho capito, però sta facendo una campagna elettorale, e colgo l'occasione perché lei sa benissimo che lei ha anche risposto che il PD ha detto: noi avremo molto piacere che si ricandidasse il sindaco Sergio Giordani, come per quello che ha fatto, per le iniziative che sono state fatte, e che è giusto che lui riesca a portarle anche una parte, quantomeno il tempo che lo permette, a termine. Detto questo, lei ovviamente mi dirà: ma non interessa la gente. Non è così, sindaco, perché manca un anno, alla gente qualcosina interessa. Lei aveva detto, e qui adesso lo dico io diverse volte, io prima di Natale dirò se mi candido o no. Io non voglio che lei mi dica mi candido o no, mi dica se nella sua intenzione, nella sua idea c'è quantomeno di poter continuare quel lavoro che ha intrapreso, con un rapporto di unione tra tutte le parti che contano nella città di Padova, dal rettore, dall'università, al prefetto, al questore, alla diocesi, chi più ne ha più ne metta. Lei è riuscito a fare una bella cosa. Se lei continuerà o ha intenzione di continuare questo suo incarico, che ha avuto grande soddisfazione oltre che un grande impegno. Non mi stia a dire che ai cittadini non interessa nulla, perché ormai manca un anno. Insomma. Certo, diciamo che prima a me fa piacere che tutti quanti si interessano di Padova, anche l'opposizione. Vuol dire che amano questa città. Quando uno si dedica alla politica, nel senso buono del termine, vuol dire che si presta a fare una campagna per gestire la città, vuol dire che essenzialmente ama la città, e questa è già una cosa importante, che sia maggioranza o opposizione non ha importanza. Devo dire, durante il Consiglio Comunale spesse volte ho apprezzato non solo la maggioranza, anche l'opposizione, perché alla fine, al di là di qualche piccola polemica, anche a loro interessa che sia una città bella, viva, vivace, che poi io abbia avuto una buona relazione, e ce l'ho ancora, e di questo mi onoro, con tutte le istituzioni di Padova.
Ed è una bella cosa, perché io non ho un carattere decisoso e tutti quanti mi aiutano. Beh, io riuscirei a farla arrabbiare, devo ancora farla arrabbiare, magari oggi ci riesco. Non credo. È bello, è molto facile lavorare quando hai tutti quanti che ti aiutano, dallo staff, gli assessori. Diventa facile perché ogni volta che hai un problema, non dico che problema, se mi lascia anche a me parlare, no, non la lascio parlare in questo grado. No, perché in questo grado mi dici sempre le solite cose, no, mi dice del rapporto che lei ha. A me interessa, che non ho dubbi che lei mi dice così. A me interessa che anche lei un po' alla volta si amplia sotto questo però aspetto. Mi risponda alla domanda per una volta. No? Le chiedo, ho capito che lei io ho appena risolto dei problemi familiari, per cui ci penserò, adesso non ho tempo. Ho capito, è vero che ho detto, ma sa quante cose sbagliate ho detto? Da quando, in 4 anni, le sciocchezze che ho detto, se avessi un euro per ogni sciocchezza che ho detto sarei milionario. Sì, si fermi un attimo, io ho capito che lei, io non sto dicendo sciocchezze, è una cosa che è gradita. Ho detto che, io ho detto tante volte, è un lavoro. Posso farle la domanda? Non posso parlare. La lascio parlare poi tutta la trasmissione, però su questo mi lasci che insista un po', perché ha anche amici comuni che mi dicono avrebbero piacere di sapere, io so già cosa lei fa, io lo so lei cosa fa. Io non lo so, lei lo sa. Io lo so, pensi che io lo so e lei non lo sa, pensi che io lo so benissimo cosa fa, io lo so benissimo cosa fa, però mi farebbe piacere che me lo dicesse lei in questa serata, non che lo farà o no, nelle intenzioni iniziali che aveva magari, se oggi c'è la possibilità che almeno io confesso che quello che sto facendo, che manca poco e visto io che confesso che quello che sto facendo mi piace moltissimo, questo è affascinante, è pesantissimo sotto l'aspetto personale e familiare, se magari è un lavoro affascinante perché è contatto con le persone, vedi le cose che fai abbastanza rapidamente, mi illudevo all'inizio di fare rapidamente, invece non è così. Poi... E come ha definito Paolo Zaretta, ha detto il più bel lavoro del mondo. Inizialmente, i primi mesi, dicevo, sto mai è matto, invece è vero, un lavoro affascinante. E col tempo io dirò cosa faccio, ma nessuno è interessato a questa cosa, nessuno è interessato. Mi garantisco che la gente quando passo, sotto l'aspetto giornalista, quando passo per la strada, sa cosa mi chiedono? Mi chiedono, ma scusi, la pandemia, i vaccini quando arrivano, ho un problema di lavoro, la casa, questo interessa la gente. Alla prossima volta che io farò un'indagine con molte interviste fra la gente a Padova, se hanno piacere di riconfermare. Sarà un'indagine mirata, tutti dicono no o tutti dicono sì? Quello che mi dicono lo mando in onda, no? Comunque, garantisco, nessuno perde il sonno stanotte. Nessuno perde il sonno stanotte. È stato lei iniziare il discorso su questa cosa, non io. Io ho detto un'altra cosa, io ho detto che sono interessato e affascinato quando tutti quanti fanno iniziative perché amano la città. Tutti quanti amano la città e per fare il bene in questa città dobbiamo amarla. Io raccolgo dalla città, maggioranza o minoranza che sia, al di là della dialettica politica, ognuno dice le sue cose, io per primo dico le mie sciocchezze. È importante amare questa città. Io vedo che questa città è amata in tante fasi, ma dalla maggioranza, dalla minoranza, dai dirigenti. Sì, avevo fatto una domanda molto più semplice. So che è diventato bravo politico, era molto più semplice. Poi una domanda che era iniziata sulla sua affermazione nel dire che l'opposizione sta facendo campagna elettorale. In virtù di questo io ho fatto la domanda: e lei che campagna elettorale fa? Ecco io perché ho fatto questa campagna domanda. Io sto lavorando per la città, io sono per fare le cose. Quindi. Io voglio fare cose, ogni tanto anche i miei, ma visto che fra un anno ogni tanto anche i miei dicono, ma tra poco siamo in campagna elettorale, lascia stare, non mi interessa, io voglio che venga fatto questo entro domani, tutto il resto non mi interessa. Benissimo. Io voglio fare cose, voglio che sia sistemato questo, voglio che sia sistemato il parco titoli, voglio che facciamo tutte le cose, che poi tra l'altro Padova tutte le cose, che sia sistemato la fiera, a me interessa. È proprio uscita oggi, lei non so, forse non lo sa ancora perché è uscita oggi, che Padova è votata fra le 150 città più alberate d'Italia. È quello che faremo. No, ma è proprio uscita oggi un'indagine, però dopo E allora io le ho chiesto se ha intenzione o meno, ho capito, di continuare. Di piantare alberi.
No, piantare alberi doveva piantare 15.000, 20.000, 100.000. Ho detto 10.000, 10.000. mi ricordo perfettamente, No. E quello che ho promesso di solito lo faccio. Però Stia poi, tranquillo. No, poi mi taccio, Stia tranquillo che io mi lo faccio. risponda alla domanda, mi dia una percentuale. Di cosa? Di lei, che intenzione ha e cosa vorrà Ma se fare non fra lo un so, anno. ha detto lei che lo sa, io non lo so. Vuole che le dica io cosa fa? Ma non lo so, io Cioè, lei lo sa che se lo dico io ho ragione, no? ma non ci ha mai azzeccato un risultato di calcio, non ha mai capito niente di queste robe qua. Andiamo avanti. La gente, annoiamo la gente, la gente gli interessa il vaccino, gli interessa la salute, gli interessa il lavoro, sono preoccupatissimo io di cosa accadrà a settembre. No, questo sono occupato. Ho la pubblicità, le spiego, sicuramente la gente, e parleremo di questo, un'ora e mezza, avevo dedicato 3 minuti solo su una cosa, se si candidava o meno. Ma che lo sa? La gente, per quanto riguarda niente. che non ho mai indovinato i pronostici, ho vinto una volta 780 pizze che qualcuno non ha mai pagato, imbrogliandole non me le ha mai pagate. Tra poco rimanete con noi.